Benvenuti, oggi è lunedì 3 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:31 e tramonta alle 17:54. La luna si leva alle 8:14 e cala alle 22:18. Oggi la chiesa celebra Santa Cunegonda. Il nome Cunegonda ha origini antiche, deriva dal nome tedesco Kunigunde e significa guerriera di stirpe nobile. Oggi è la giornata mondiale della natura selvatica, istituita dall'ONU per celebrare la data in cui nel 1973 183 stati hanno firmato la Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate. L'obiettivo è preservare la biodiversità in tutto il mondo. Inoltre si celebra la Giornata Mondiale dell'Udito, un evento che coinvolge oltre 100 paesi in tutto il mondo per richiamare l'attenzione dei governi sull'importanza dell'udito. Auguri alla cantante Camila Cabello, che compie 28 anni. Ha iniziato la sua carriera come membro delle Fifth Harmony, un gruppo femminile formatosi nel talent show X Factor USA. Nel 2016 ha deciso di intraprendere la strada da solista, ottenendo un enorme successo con il singolo Havana e la hit estiva Señorita, cantata insieme al suo ex fidanzato Shawn Mendes. Anche il singolo Bam Bam in duetto con Ed Sheeran è stato uno dei brani più ascoltati dell'anno. Oggi celebriamo anche il compleanno di una bellissima attrice. Compie 43 anni Jessica Biel. Ha debuttato in televisione nella serie Settimo Cielo, dove ha interpretato per 10 stagioni la figlia del pastore. Ha poi fatto il salto sul grande schermo recitando in film di vari generi. Nel 2012 ha sposato il cantante Justin Timberlake, con cui ha avuto 2 figli. Compie 23 anni Lorenzo Musetti, una delle stelle del tennis italiano. Nato a Carrara nel 2002, ha iniziato a giocare a tennis a 4 anni. A livello juniores ha vinto 7 titoli, tra cui gli Australian Open nel 2019, diventando il più giovane italiano a vincere uno slam under 18. Nel 2023 ha fatto parte della squadra italiana che ha vinto la Coppa Davis dopo 47 anni, insieme a Jannik Sinner. Time, un nome che racchiude una promessa, quella di offrire ai lettori le informazioni più aggiornate e rilevanti del nostro tempo. Da più di un secolo, dal 3 marzo 1923, questo settimanale americano è una fonte di ispirazione per milioni di persone in tutto il mondo, grazie alla sua copertura approfondita di temi politici, economici, sociali e culturali. E ogni anno, con la sua celebre copertina di dicembre, Time sceglie la persona dell'anno, ovvero chi ha segnato in modo decisivo le notizie e gli eventi dell'anno appena concluso. Per il 2024 è stato scelto Donald Trump. Ma sapete come funziona il termos? Il termos usa il vuoto per mantenere costante la temperatura di liquidi caldi o freddi. Il liquido si trova in un recipiente interno con pareti metalliche e circondato appunto dal vuoto che blocca le correnti di convezione, un particolare tipo di trasporto di energia con cui si trasmette calore all'esterno. Per far sì che avvenga, i 2 materiali devono essere a contatto ed è per evitare questo che viene realizzato il vuoto, o meglio una regione di spazio in cui la pressione è più bassa di quella atmosferica. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Oggi Mercurio arriva in Ariete, riparte l'energia della mente con uno scoppiettante segno zodiacale che fa di tutto e di ogni idea un nuovo inizio. Ariete, siete proprio voi quelli che ricevono l'argento vivo di Mercurio, ottima capacità di concentrazione, congiungendosi anche a Venere, buone notizie per i singoli incontri favoriti anche con la complicità della Luna. Toro,
Mercurio si fa pensieroso per voi e questa configurazione zodiacale già da lunedì vi porta di nuovo a pianificare una nuova strategia e è tutta tesa e protesa però a migliorare i sentimenti, quindi in bocca al lupo Toro. Mercurio per voi gemelli è il vostro pianeta guida ed eccolo arrivare in Ariete, positivo e assolutamente solidale, finalmente libero da una quadratura che tanto vi disturbava. Idee nuove, immediate, fulminee e scoppiettanti per voi gemelli. Cancro, inizia la quadratura di Mercurio, una quadratura che vi ricorderà che dovete stare bene attenti a come doserete le parole, a non farvi prendere troppo dai sentimenti e da questa configurazione che potrebbe trarvi a volte un po' in inganno nelle valutazioni frettolose. Leone, compatibilissimo con un bell'aspetto di trigono, Mercurio entra nel vostro cielo in questa configurazione di 120 gradi di trigono e vi dà assolutamente una nuova agilità. È un Mercurio che parla di ambizione, un Mercurio che parla di squadra, è un Mercurio che parla di tante novità che tra poco vi investiranno. Vergine, Mercurio finisce la sua opposizione in Pesci, quindi meno confusione e meno andamento ondivago, tutto sembra più chiaro e adesso i progetti sono assolutamente più lucidi, hanno dei tempi, degli obiettivi e soprattutto ne potete discutere ed interloquire con referenti adeguati. Bilancia, Mercurio entra in opposizione assieme a Venere e alla Luna oggi. Potrebbe essere una giornata in cui le aspettative e le notizie che vi auguravate potrebbero non essere proprio quelle che desiderate, perché oggi dovrete stare comunque attenti a valutare bene le ragioni degli altri ed avere un riscontro etico con tutto quello che viene detto da voi e dai vostri interlocutori. Scorpione, giornata oggi molto interessante, seppure perdete il trigono di Mercurio che si sposta in Ariete e smette di comunicare per un po', oggi è una giornata in cui il Sole, Saturno e Nettuno vi vengono in soccorso ed è proprio al lavoro che iniziando da nuove coordinate riuscirete a essere più creativi che mai in amore. Molto bene. Sagittario, una giornata oggi decisamente interessante, visto che Mercurio ha finito di confondervi le idee, di farvi avere dei ripensamenti e finalmente tutto è più chiaro, soprattutto in amore dove avrete delle conferme che vi scaldano il cuore. Capricorno, una giornata che fa iniziare la quadratura di Mercurio. Avendo lavorato benissimo tutto il mese scorso, ora questo Mercurio vi consiglia di tacere e di non proporre o cercare strade nuove. Concentratevi un po' su quello che avete e cercate di creare un regime che sia conservativo di tutto quello che avete costruito finora. Acquario, splendida giornata per voi, la buona notizia è che Mercurio torna amico, vi rende di nuovo comunicativi e assolutamente vincenti nei rapporti sociali. Per i single una bellissima novità in amore. Pesci, giornata molto ma molto interessante. Mercurio esce dai vostri gradi, ciò non di meno il suo passaggio ha portato delle grandi novità e soprattutto ha stabilito dei confini, i quali saranno molto poco valicabili proprio perché adesso avete voglia di chiudervi un po' nel vostro lavoro, nella vostra concentrazione e nella vostra intimità. Il 3 marzo 1944 una tragedia senza precedenti colpì l'Italia, il disastro ferroviario di Balvano. Un treno merci partito da Napoli con a bordo centinaia di persone in cerca di cibo nei Monti Lucani rimase bloccato in una galleria, avvelenato dai gas tossici delle locomotive a vapore. Morirono quasi 600 persone, la maggior parte provenienti da Resina, oggi Ercolano. Fu la più grave sciagura ferroviaria della storia italiana, ma per anni fu tenuta nascosta dalle autorità, che la liquidarono come sciagura per cause di forza maggiore. To take that with a pinch of salt. Traducibile letteralmente con prendere qualcosa con un pizzico di sale. È un modo di dire che viene spesso utilizzato dagli inglesi. Il significato è da intendersi con il nostro prendere qualcosa con le pinze, accertandosi che le fonti siano attendibili e che l'informazione sia vera.
Il matto del giorno è in realtà un genio della matematica. George Cantor fu il fondatore della teoria degli insiemi. Cantor scoprì che esistono diversi tipi di infinito, alcuni più grandi di altri, e che si possono confrontare e manipolare quasi come se fossero dei numeri reali. Queste idee erano rivoluzionarie e sconvolgenti e gli valsero l'ostilità di molti colleghi che lo consideravano un pazzo e un eretico. Cantor soffrì molto per il rifiuto della comunità scientifica e per la morte di un figlio. Si rifugiò allora nella filosofia e nella religione, cercando di dimostrare l'esistenza di Dio con la matematica. Ma la sua mente era sempre più fragile e instabile. Morì nel 1918, povero e solo, ma la sua teoria fu poi riconosciuta come una delle più importanti della matematica moderna. In suo onore, sulla Luna c'è un cratere che porta il suo nome. Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo. Grazie per averci seguiti e aver scelto di iniziare la settimana insieme a noi con l'Almanacco. Mi ritrovate sempre qui anche domani per nuove curiosità e informazioni dal mondo. Buona giornata e a domani dalla vostra Martina.